Un applauso per salutare in piena notte le 3 ambulanze dirette nella città di Zahony al confine tra Ungheria e Ucraina. Ha fatto tappa a Padova nella notte tra sabato e domenica il convoglio umanitario della Croce Gialla di Lanciano in Abruzzo, che ha risposto all'appello lanciato dal consolato ucraino delle Tre Venezie. Le 3 ambulanze si sono fermate simbolicamente davanti alla Basilica di Sant'Antonio per raccogliere medici e volontari padovani che sono partiti per portare in Italia all'ospedale San Raffaele 3 bambini ucraini gravemente malati. 2 di questi non hanno nemmeno un anno d'età. La missione di generosità è stata supportata dai Rotary Club di Padova e Chieti e dal comitato Mani Unite per Padova. Proprio a Padova le 3 ambulanze hanno caricato anche 4 barelle speciali che verranno consegnate al confine e verranno poi donate all'ospedale di Kiev, da dove partono i 3 bambini malati.